Opinione autorevole di Antonio Boschetti, direttore dell'Informatore Agrario. Numeri positivi per le vendemmie passate 2018, ma c'è un ma, direttore. Senz'altro, i dati presentati oggi grazie a questo evento organizzato da Veneto Agricoltura dimostrano che il settore vitivinicolo è un settore portante dell'economia e lo diventa sempre di più dell'economia agricola del Veneto, per cui bisogna prestare particolare attenzione a questa filiera, la cui crisi potrebbe essere devastante per il nostro mondo agricolo. Da qui discendono delle considerazioni a mio avviso abbastanza semplici, ma a volte il buonsenso è quello che manca e quindi serve una coralità, come richiamava anche l'assessore Giuseppe Pan, serve una coralità negli interventi e un coordinamento a 360 gradi degli interventi in favore di questo settore. Interventi che si traducono in promozione all'estero, quindi collaborazione tra i consorzi e risorse che vanno reperite dall'OCM fino ai PSR regionali per promuovere il nostro vino anche all'estero. Non possiamo pensare di bere in Italia tutto il vino che produciamo, i mercati che daranno in futuro un aumento sia delle quantità consumate che del valore sono i mercati esteri, per cui bisogna puntare all'estero e bisogna farlo anche tenendo presente la domanda, cioè quello che domandano i consumatori. Non va sottovalutato il tema della sostenibilità, per cui a livello nazionale credo sia importante una riflessione anche sulla certificazione della sostenibilità ambientale. Oggi abbiamo tanti marchi, tante certificazioni, troppe, sono poco conosciute dai consumatori e contribuiscono poco a dare valore al nostro vino. Si è parlato anche di strade del vino e parliamo di consumatori, quindi anche quello è un incentivo per portare il consumatore a conoscere un territorio e i prodotti di un territorio. L'altro grande driver che può e che deve fare da catalizzatore alla promozione del nostro vino è proprio questo, quello del connubio tra il territorio, il turismo e il vino. Le strade del vino quindi assolvono una funzione importantissima, forse vanno valorizzate e anche queste vanno portate all'estero. Gianmichele Passarini, presidente di CIA Veneto. Allora, l'occasione è di fare il punto sulla vendemmia 2018, com'è andata? Beh, sicuramente una vendemmia buona dal punto di vista quantitativo e anche di uve sane e qualitativamente alto. I prezzi hanno un po' un'altalenanza, ma tutto sommato la quantità ha compensato la fluttualità dei prezzi. Situazione del vino buona, e per quanto riguarda il resto, quali sono le eventuali criticità e come si possono superare? Ma sicuramente le criticità sono legate al clima. Oggi il tema purtroppo sono i cambiamenti climatici, tutto ciò che sta succedendo anche in termini di parassiti che a causa di queste nuove condizioni si innestano nelle nostre culture, e quindi questo è il tema della sostenibilità, il tema è quello del approcciarsi anche ad una cultura che sia sempre più sostenibile dal punto di vista produttivo e anche economico. Per quanto riguarda l'attualità, è di pochi giorni fa un'uscita di CIA dove si era a favore, insomma i risultati erano positivi per quanto riguarda il CETA, quindi si prosegue su questa linea, Presidente? Ma sicuramente da lì non si può tornare indietro. I trattati internazionali sono fondamentali anche per il fatto che ci danno la possibilità di portare sui mercati esteri le nostre qualità, i nostri prodotti DOP, le nostre DOC. Chiaro che vanno migliorati, vanno fatti in maniera che siano tutelanti dal punto di vista delle nostre produzioni e dell'economia dei nostri agricoltori. Per quanto riguarda il decreto del governo in cui si paventa la possibilità per gli agricoltori di vendere nei loro negozi, eccetera, anche altri prodotti, qual è la vostra posizione? Ma sicuramente una posizione a favore. Questa è un'opportunità che noi diamo alle nostre aziende agricole di poter essere interconnessi all'interno di tutto il territorio nazionale. È un decreto che ha voluto fortemente il nostro sottosegretario Manzato. Noi siamo sicuramente favorevoli su questo.
Grazie a Gian Michele Passarini, presidente regionale di CIA Veneto.